Rieccoci nell'ultima parte di Primus Inter Pares, appuntamento dal mercoledì, gruppo TV7, come di consueto siamo in diretta sulla pagina Facebook, lo ripeto per l'ennesima volta, adesso la regia inquadrerà anche la piazza delle Erbe all'interno del Palazzo della Ragione, guardate che immagini straordinarie perché la location non è lo studio dove di solito trasmettiamo questa trasmissione, ma siamo in esterna in un posto straordinario, in un museo, lo chiamo io più che un palazzo, che è il Palazzo della Ragione di Padova e man mano, visto che ci sono le premiazioni per le benemerenze sportive del CONI Veneto, man mano vengono a trovarci gli ospiti. Adesso è arrivato il momento di presentare Luca Rigoldi, che è un pugile, campione europeo dei pesi super gallo. Vi garantisco, quando l'ho visto ho detto mamma mia, un pugile così, adesso fra poco lo vedrete, è davvero magrolino, piccolino così, però mi hanno detto è meglio che non ti metti con lui perché fai una brutta fine. Invece alla mia sinistra abbiamo Pietro Bardini, che è un cronometrista, è quello che cronometra tutte le gare, poi parleremo ovviamente anche con lui. Allora Luca, campione europeo, è una bella... Io te l'ho detto prima di andare in onda, ti avevo già visto in televisione perché ormai sei un idolo anche per la tifoseria vicentina, quindi del calcio. Sì, fortunatamente è un buon pubblico che mi segue. È un buon pubblico che sì. mi segue. Ma com'è nata la voglia così, fisico così magretto, di fare il pugile? Scusami la domanda se è banale, però quando ti ho visto dal vivo insomma ho avuto, mamma mia. Beh, giocavo anch'io calcio come tanti ragazzi, che ruolo poi giocavi? Terzino destro. E quindi hai fatto a cazzotti con qualcuno? Ero abbastanza, ero un buon terzinaccio. Un po' di quelli che entravano o pallone o gamba, insomma, come si dice. Sì, poi ho giocato in alcune squadre anche semiprofessionistiche e alla fine ho deciso di intraprendere una carriera completamente diversa. Come mai il pugile? La motivazione è cambiata, cercavo uno sport individuale, uno sport abbastanza anche duro, soprattutto nell'età di 14-15 anni, forse dove si ha bisogno di dimostrarsi dove si può arrivare, no? Quindi... Ma sei arrivato per una passione oppure perché la vita ti ha portato a fare? Perché di solito, ti spiego Luca, dicono, un errore. Il pugile dice, fanno i pugili perché nella vita non hanno trovato altre discipline sportive o si arrabbiano. Per quale motivo? È stato un errore? No, non è stato nemmeno un errore, è stato, diciamo, una casualità. Si sono concatenate una serie di eventi, quindi non la famiglia assolutamente non mi ha spinto perché appunto giocavo bene a pallone, poi comunque un ragazzo tranquillo, andavo bene a scuola, quindi anche la famiglia è una famiglia assolutamente normale. Un ragazzo per bene che si mette a fare il pugile. E ho deciso di iniziare una carriera forse perché avevo proprio una necessità di dimostrarmi in uno sport dove non si mette solamente l'aspetto sportivo in gioco, ma anche un po' quello che è l'essere uomo, no? E quindi avevo la necessità a 14-15 anni di riscoprire che cosa poteva essere, che cosa poteva diventare questo uomo, questo futuro uomo Luca Rigoldi. E quindi sei arrivato campione europeo, che non Sì. è... Quanti anni hai Luca tu? 28. E qual è il tuo obiettivo? Beh, adesso il 15 di ottobre ripartirò dal titolo italiano, quindi un altro match assolutamente importante per riconfermare le mie qualità tecnico-tattiche e anche prestazione fisica. Ecco, questa sicuramente sarà un'altra tappa importante che spero mi riporterà brevemente nei palcoscenici mondiali più importanti del mondo. Senti, una volta i pugili, io ricordo i pugili, partiamo dall'era di Benvenuti, Griffith e poi tutti quelli lì, e prendevano, le borse erano economicamente importanti. Oggi la box com'è sotto un aspetto economico? Ci sono tanti pugili che prendono borse importanti, pochi pugili e tanti pugili che non godono diciamo, di borse importanti. Sicuramente quando si arrivano a certi livelli si guadagna anche buone borse. Per prendere centinaia di migliaia di dollari bisogna essere i top player e mantenersi per diversi periodi, insomma, a quei livelli. Ai massimi livelli. Ecco, sicuramente la mia non è nemmeno un'ambizione economica, io ho la mia palestra, ho le mie realtà, faccio dei corsi, lavoro molto con le aziende. La mia capacità anche comunicativa forse mi ha permesso di guadagnarmi credibilità non solo come sportivo ma anche come persona e questo mi spinge a far bene nell'attività sportiva che è sicuramente la mia vetrina principale, ma con questo diciamo non ho grosse ambizioni di tipo economico. Ecco, l'importante per me, se mi metti sul piatto il denaro o un titolo mondiale, preferisco portarmi a casa un titolo mondiale. Le hai più date o le hai più prese? Ma diciamo che finora i risultati parlano. Le hai più date e c'hai l'occhio furbo. Complimenti ancora ad avere in bocca al lupo Luca per la tua attività sportiva e anche per la tua palestra e grazie di essere venuto a trovarmi. Pietro, cosa vuol dire cronometrista? Sei quello col cronometro, controlla tutte le gare e cosa fa di bello? Siamo diciamo dei notai dello sport praticamente. Beh, si vede dall'occhio cattivo, che c'ha l'occhio così, insomma.
È quello che... Siamo divisi in associazioni provinciali, ma sostanzialmente facciamo parte della Federazione Italiana Cronometristi, che con i medici sportivi non facciamo vera e propria attività, ma facciamo attività di supporto alle altre discipline sportive. Ecco, cronometrista in che discipline? Guardi, noi come associazione di Treviso cronometriamo circa 280 gare all'anno in 25-30 discipline sportive. Ah, però. Sì, qual è quella che è più difficile cronometrare? Domenica scorsa abbiamo cronometrato una prova del campionato italiano di regolarità autostoriche, dove si viaggia al centesimo di secondo, è una gara di precisione e quindi diciamo che può essere una di quelle attività che possiamo considerare fra le più difficili. Mi dica la verità, mai sbagliato a cronometrare? No. Un millesimo di secondo che si preme? No, perché abbiamo un sacco di ausili, non è più la cipolla di una volta, adesso abbiamo il presostato piuttosto che il fotofinish, piuttosto che la fotocellula, quindi il rilevamento tendenzialmente è automatico. E quindi è molto difficile sbagliare. Sì, c'è molta tecnologia. Io sono partito come allievo cronometrista circa 45 anni fa e si viaggiava con la cipolla. Il mio vecchio presidente di allora mi ha obbligato a comprare un cronometro Omega e un contasecondi e si viaggiava a quei tempi così. Adesso abbiamo migliaia e migliaia di euro di materiale tecnico che ci permette 45 anni che cronometra? Sì, io ho iniziato nel 1975, quindi sono già 40. La vita è stata tutto un cronometro? Sì. L'anno 2019 per me è stato il top come numero di servizi, sono arrivato a 75 servizi, quindi vuol dire tutti i sabati e le domeniche essere sui campi di gara. È stato un impegno o è stato anche bello? Diciamo che mi supporta un'infinita passione, e poi come presidente ho sotto mano l'associazione. Quanti iscritti avete? Quanti cronometristi? Noi siamo 54 cronometristi, sto nella facendo regione un corso. Veneto? Come Oppure associazione Treviso? Di Treviso. Ah, come Treviso. Sì, siamo divisi in associazioni provinciali, quindi poi c'è Venezia che ne ha una ce ne sono parecchi quindi che hanno questa passione. Sì, in Italia diciamo che siamo circa 5.000. E quanto si guadagna? Molto poco. È passione, pura passione. Stavo scherzando. Se uno si avvicina al mondo del cronometraggio per guadagnare soldi, credo che non faccia un grosso affare, però deve essere animato da una grossa passione. Era provocatoria e scherzosa la mia certo. Grazie Presidente Pietro Bardini, grazie. Buon lavoro. E ci ha raggiunto una persona, le spiego perché mi ha detto: questo non puoi non invitarlo nel tuo salottino. Mamma mia, ho detto, e mi dicono Piero Rosa Salva, e dico, l'ho sentito però non mi ricordo. No, guarda che lui è il direttore della Maratona di Venezia, ex presidente della FIDAL Veneto. Ho preso non le dico quante parole, le chiedo scusa di tutto questo. Morale per dire che è venuto ospite, mi fa piacere. Allora, come direttore della Maratona, prima di parlare della Maratona, le chiedo cosa le sembra di questa serata, in questa location, con molte personalità, insomma una bella serata mi sembra organizzata. La vedo con le medaglie che sono sempre, se riusciamo a inquadrarle, chiedo alla regia, perché meritano ovviamente. Queste due medaglie qui sono il frutto di sacrifici, di tempo dedicato allo sport. Eccole qui, bravo Presidente. Sì, grazie innanzitutto, è un piacere per me essere qui a questi microfoni e con queste saluto tutti i telespettatori, naturalmente tutte le persone collegate in questo momento. E sì, le ho volute mostrare perché, anche a nome di tutti gli altri premiati ovviamente, perché qui c'è tanta roba, no? Tanta roba, nel senso che io penso che nessuno di noi fa quello che fa per un premio, nessuno quando comincia a fare qualcosa nella vita lo fa pensando che riceverà un premio. Però i riconoscimenti io penso siano il momento in cui uno capisce che quello che ha fatto forse non era poi così male, perché diciamo sono come un timbro, una certificazione del fatto che quello che è stato la spinta individuale che ognuno di noi ha avuto nella sua vita per fare qualcosa, nel mondo dello sport, della cultura, dell'impresa, eccetera, è stato percepito, è stato capito. Quindi io trovo che sia molto importante questo, e lo dico anche per i giovani che spero ci ascoltino e ci guardino, perché molto spesso noi facciamo delle cose,
ma magari non ci preoccupiamo tanto di farci capire, di dare l'esempio, siamo appagati dal risultato immediato. Ecco, io credo che questa serata sia stata molto importante perché usciamo da un periodo infernale per l'impresa, per la salute, per la società, penso ai ragazzi delle scuole lo scorso anno, penso alle imprese quanto hanno sofferto, penso ovviamente anche al mondo dello sport. Naturalmente il saluto e il messaggio più forte come cittadino l'ho fatto al mondo della sanità, che è stato provato quest'anno in modo incredibile a costo anche di vite e che ci ha aiutato a superare questa cosa. Ecco, il mio amico Dino Ponghio, perché quando lei ha voluto citare il mio incarico nella FIDAL negli anni '80, Dino Ponghio era il fiduciario tecnico regionale, era già il capo di tutti i tecnici ed era già avviato a una grande carriera a livello nazionale e internazionale. E quindi Dino Ponchio veramente l'ho ritrovato volentieri presidente del CONI e non mi sorprende che sia riuscito a organizzare in pochissimo tempo questa grande manifestazione. Una manifestazione bellissima, non per noi, ma perché riassume dei valori veramente profondi. Ha detto tutto davvero in una maniera molto comprensibile e corretta. Senta, una battuta, ideatore della Maratona di Venezia, cioè lei è stato quello che per primo ha detto beh, facciamo la Maratona di Venezia così per i ponti di qua e di là. Mica, da come è nata questa idea che poi oggi è una maratona conosciutissima, famosissima, con molti partecipanti? Ma io ero appunto presidente della federazione di atletica in quegli anni '80 e frequentando quindi di più il mondo dell'atletica, non più come atleta perché ho fatto anche atletica a buon livello, ma parliamo di preistoria, e ovviamente seguivamo con i miei amici e collaboratori della FIDAL Veneto, seguivamo l'evolversi dello scenario sportivo italiano e internazionale. In particolare noi, ricordo, i meno giovani forse ricorderanno che c'era un veneto straordinario che si chiama Orlando Pizzolato, e un altro veneto che si chiama Gelindo Bordi, e un altro veneto che si chiama Salvatore Bettiol, e poi potremmo parlare anche delle donne, che già vincevano in giro per il mondo le maratone. Allora il presidente della federazione di atletica di allora, Primo Nebbiolo, ricordo che in un'occasione mi disse: santo cielo, gli italiani vincono dappertutto, ma in Italia non c'è una grande maratona internazionale, perché Roma aveva fatto un tentativo ma aveva avuto dei problemi. E da lì è nata l'idea. Allora è nata l'idea. Allora ho detto: prima proviamo a farla a Venezia. E lui dice: ma Venezia? No, non a Venezia. Noi partiamo da Stra, dalla meravigliosa Riviera del Brenta, dalla Villa Pisani, facciamo tutta la Riviera del Brenta e poi attraversata Mestre e Marghera andiamo a Venezia, nel cuore della città, dove i ponti vengono coperti con delle passerelle anche per i disabili, perché fin dal 1986 abbiamo voluto che anche coloro che non potevano correre normalmente potessero venire, e così è nata questa idea, è cresciuta, tra l'altro facendo proseliti, perché sono nate poi la Maratona di Treviso, la Maratona di Padova, che saluto con grande affetto tutte queste, come quella di Verona, e quindi il movimento è cresciuto e forse Venezia ha dato un buon esempio. Grazie Piero Loggia. Grazie a voi, grazie a voi e buona serata. Ci ha raggiunto Alessandra Patelli, perché vede, mi scrivono anche male, qui mi scrivono, poi faccio che brutte figure, Patelli, che è un atleta nazionale di canottaggio. Mi racconti un po' cosa ha fatto? Ha fatto le Olimpiadi, quindi a Tokyo? Ho fatto sia a Rio che Tokyo. Rio e Tokyo, com'è andata? Mi racconti un po'? L'Olimpiade... Perché quando vedo una che fa canottaggio nella disciplina mentre lo fa, rimango poi a vederla così... lo so, noi atlete roba. Stupiamo quando ci vestiamo un po' più eleganti. No, io ho fatto 2 Olimpiadi, sono arrivata 11ª a Rio e 9ª a Tokyo, sono molto contenta di entrambe le manifestazioni. Ero quasi curiosa di partecipare a Tokyo per vedere dopo la pandemia come sarebbe stata. È stata una bellissima Olimpiade e bravi i giapponesi a organizzare tutto. Ma io vengo da una città, Conegliano, dove non esiste il canottaggio. Sì, sì, ma sì, poi la mia città adesso è diventata molto famosa per la pallavolo, grazie all'Imoco. Io sono andata in America 3 settimane per imparare l'inglese, e caso vuole che sono capitata in una famiglia dove la ragazza faceva canottaggio, e nella settimana prima che iniziassero a fare questo sport, quindi mi ha chiesto se io volessi andare a farlo, a provare, e mi è piaciuto. E da lì ho chiamato a casa, ho detto voglio iniziare a fare questo sport, ho iniziato la canottieri Sile e adesso sono canottieri Padova. Allora, mi hanno scritto durante il Covid ha lavorato aiutando
Allora, mi aiuti perché sono senza occhiali, ma hanno scritto anche in piccolo i miei collaboratori. sì, sono da bacchettare. Sono- No, io no, sono da qui bacchettare. perché ho preso la Stella d'Oro, sì, la Stella d'Oro al merito sportivo, diciamo, come personalità nel mondo dello sport che si è anche distinta in altro perché sono medico, mi sono laureata qua a Padova nel 2017. Ah, bravissima. Sì, e durante la Con che pandemia. specializzazione? Adesso sono in medicina dello sport, sto Bene. facendo quella per rimanere nel mio mondo. Nel suo mondo, sì. Però quando è scoppiata la pandemia io mi stavo allenando, era il 2020, quindi l'anno delle Olimpiadi. Ero in pieno allenamento, poi appena ho saputo che erano state rimandate ho deciso di mettermi subito a disposizione per aiutare. Diciamo che la situazione mi permetteva di prendere parte a questo gruppo che faceva il contact tracing, che adesso è famoso, ma all'inizio Nessuno lo era conosceva. veramente complicato perché c'era poca persone, tantissimi casi, vabbè, sappiamo tutti il caos che c'era. E quindi ho iniziato a chiamare a casa le persone, sentire come stavano, queste cose qui, e poi ho anche aiutato i medici di base un po' nella gestione del paziente. Complimenti, senti, a ricevere questo premio credo l'abbia gratificata, insomma. Sì, no? moltissimo, perché noi atleti siamo in pochi che magari riusciamo a portare avanti anche una carriera universitaria perché non è facile. Io sono la prima che vuole promuovere questo, però sono anche realistica nel dire che è complicato, bisogna avere tanto aiuto da parte della famiglia, da parte della società e tanta voglia e volontà. Non mi Quindi sembra che ricevere poi non mi sembra un che ti manchi, Alessandra. No, infatti, però vorrei che fosse magari un po' più semplice perché chi è un po' più titubante di me magari decide o di lasciare lo sport o di lasciare l'università. E da grande cosa farai? Da grande, ora ho iniziato a lavorare più a tempo pieno a Treviso in medicina dello sport. E il canottaggio? E il canottaggio è messo da parte E e quindi intanto ho dato la mia disponibilità come medico del E canottaggio. le prossime Olimpiadi? Per ora non sono nel mirino, però siccome anche dopo Rio avevo detto che basta, non quindi si sa mai. sì, è difficile per un atleta dire basta. Grazie, in bocca al lupo Alessandra Patelli, grazie, è stato con noi. E ci ha raggiunto il presidente della FIP, Federazione Italiana Pallacanestro, Roberto Nardi. Buonasera, buonasera a tutti. Come va, presidente? Beh, diciamo che stiamo ripartendo e questo è l'importante. È già una bella cosa. Assolutamente sì, dopo una splendida serata come quella di questa sera dove abbiamo premiato appunto le eccellenze di tutti gli sport, anche della pallacanestro, c'erano delle eccellenze veramente importanti per quanto ci riguarda come Frank Vitucci e Marcelletti, tra gli altri. Siamo addirittura di ripartenza e quindi qui Tu mi dici addirittura d'arrivo? No, addirittura di ripartenza e quindi questa è la cosa importante per tutti quanti i nostri atleti e tutte quante le nostre atlete. L'importante per noi è che riprendano i settori giovanili e lì ci stiamo lavorando sodo perché questo avvenga. Ovviamente non è semplice per uno sport indoor come il nostro, ma attraverso i nostri dirigenti e le nostre società ce la stiamo mettendo tutta e ovviamente siamo appunto alla striscia della possiamo dire che il futuro del basket regionale è roseo? Possiamo dirlo così? Beh, possiamo dire che ce la metteremo tutta perché il futuro del basket regionale sia roseo e sicuramente ne avremo perso dei una volta numeri. il basket nel Veneto era un basket importante, Lo è ancora. Però ricordiamo aveva molte più società, aveva Mestre, aveva Padova, aveva Verona, aveva due squadre. Sono cambiate un po' di negli più, anni. Poi aveva il femminile. Sì, sono cambiate. Ricordo solo che ieri sera si è giocata la finale di Supercoppa femminile a Schio tra Reyer e Schio, quindi già questo è importantissimo. Femminile fortissimo, io parlavo del maschile. Il maschile abbiamo due società in Serie A, quindi Reyer e Treviso, una società in A2 come Verona, molte società in Serie B e in Serie C, quindi il movimento è di Padova, importantissimo. Padova è una di quelle realtà che sviluppa molto in numeri e in qualità la stiamo attendendo ai vertici perché ne ha assolutamente necessità. Anche i padovani l'attendono. Assolutamente sì. Grazie Presidente, è stato Grazie con noi, buon lavoro e ci ha serata. raggiunto Alex Case, direttore generale di TV7 Triveneta che ha condotto la serata, una serata molto bella. Alex, mi sembra noi abbiamo visto se possiamo entrare e farci vedere la location all'interno, chiedo alla regia, anche la piazza, la location straordinaria, bella serata. Iniziamo da qui. Una serata splendida, Giorgio, è stata davvero bella, quasi un brivido, perché dopo questo stop forzato, no, che abbiamo vissuto tutti,
vincere così tanto in questo periodo, il calcio, la pallavolo maschile e femminile, il ciclismo, le Olimpiadi, le Paralimpiadi, poter poi premiare i nostri atleti qui tutti assieme, è stato veramente diciamo che bellissimo. L'unica cosa che non doveva esserci era il presidente Punk, insomma, no, quindi invece c'era anche lui, ma come dici tu è un male necessario, no, perché il presidente Punk in realtà è stato incredibile nel realizzare tutto questo, perché non è facile ottenere la location, chiamare gli atleti. Alex, poi ogni tanto arrivava e ci sgridava anche. Ha ricevuto, ti dico, tutti gli ospiti che sono venuti alla trasmissione, che sono stati tantissimi e li ringrazio ovviamente, hanno fatto tutti i complimenti a Punk, ero stanco di sentire. Questo lo dico per scherzare, lo dico e dico anche il perché l'abbiamo avuto ospite Alex all'inizio di questa trasmissione ed era molto teso, perché l'evento che ha organizzato in questo museo, lo chiamo io più che palazzo, era un evento importante, difficile da organizzare, e lui ci è riuscito alla grande, dunque era in tensione, adesso è già più rilassato, non mi permetto anche di scherzare su. Adesso lo vediamo sorridere. Sì, è vero così. Sorrido perché oltretutto, come ho detto lì, con una battuta siamo stati più precisi degli svizzeri, abbiamo finito con addirittura... C'è Dennis che salutiamo, saluto anche grazie del servizio. Francesco che mi ha dato la mano. Dennis e Francesco, grazie. Dicevo che sono soddisfatto perché siamo stati più precisi degli svizzeri, abbiamo finito con 5 minuti di anticipo, è andato tutto bene, tantissimi ospiti, tante autorità, ho un po' mal di piedi, ai piedi, però queste 2 ore e mezza, 3 in piedi fanno bene perché abbiamo potuto onorare, dare una ribalta, un palcoscenico a chi dà tanto allo sport. Gli atleti hanno i loro podi anche quando fanno le gare, i tecnici e soprattutto i dirigenti non sono mai alla ribalta, questa volta abbiamo messo loro in primo piano e credo sia stato doveroso farlo e anche una soddisfazione farlo. Sicuramente bene. Alex, tu hai condotto, è stata una bella serata, noi l'abbiamo vista, la vedevamo ovviamente in televisione e davvero nel vederla dall'inno di Mameli iniziale a tutta ovviamente la premiazione è stato davvero qualcosa di emozionante. È stato emozionante con Stefania Miotto che ci ha cantato l'inno, vedere il Palazzo della Ragione pieno e tutto in piedi per cantare insieme l'inno fa sempre il suo effetto, ma devo dire che anche qua fuori non si sta male, dentro fa caldo, ma Giorgio qui si sta benissimo, c'è un po' di con la piazza che ci guarda, è una location strepitosa. No, è vero. Siamo credo in chiusura. Allora, professor Pocchio, grazie ovviamente della serata. Tirerò le orecchie, ma in sede opportuna quando lei viene a tornare allo studio, perché tutti quelli che sono venuti qui ci ha fatto vedere le medagliette e quelle medagliette aspetti che termino il concetto, che sembrano poco valore, avevano per tutti gli intervenuti un valore incredibile, davvero un valore inestimabile, quindi vede che e io sono arrabbiato perché non me l'ha portato nessuna per me, come al solito, non me l'ha portata, la riprenderò nelle sedi opportune, non si preoccupi, questo non c'entra nulla, era per fargli i complimenti della serata, dell'organizzazione, di quello che è successo questa sera qui in questo museo, io continuo a chiamarlo museo. Sì, ringrazio tutti, ho ringraziato tutti, qui approfitto per ringraziare voi come emittente. TV7 Triveneta ha dimostrato anche questa volta di essere molto sensibile nei confronti dello sport. Io quando lei mi inviterà verrò a giocare volentieri, perché noi giochiamo in trasmissione quando parliamo, o meglio quando io parlo di calcio, di cui sono perfettamente incompetente, però verrò volentieri a farmi prendere in giro da lei. Va bene, grazie professor Di Pucchio, grazie Alex Case, Giorgio. Grazie ovviamente a Marco, a Claudio, a Lorenzo, grazie a Dennis, grazie a Francesco, a Giuseppe in emissione per la realizzazione di questa trasmissione. È stata davvero una bella puntata, io do appuntamento a mercoledì prossimo per un'altra puntata di Primus Inter Pares. Buonanotte. Questa trasmissione è stata offerta da Banca Patalina, gruppo bancario cooperativo.